Maurizio Dienese, giornalista. Mi occupo di criminalità organizzata, in particolare di mafia, camorra e 'ndrangheta. Il Veneto negli ultimi 10 anni ha visto il radicamento delle organizzazioni malavitose e quindi c'è bisogno di occuparsi sempre più di queste infiltrazioni, di questo radicamento. E se 20 anni fa era praticamente impossibile entrare in contatto con la malavita organizzata, che era concentrata in alcune zone del Veneto, mi riferisco per esempio alla banda di Felice Maniero, per noi normali era impossibile avere contatti con loro. Adesso invece le probabilità che hanno soprattutto i giovani che si affacciano al mondo del lavoro sono altissime. L'Università di Padova calcola che ci siano 400 aziende di medie dimensioni che sono infiltrate dalla mafia, e quindi c'è assolutamente bisogno di informazione, perché l'informazione ha a che fare con la legalità e la legalità ha a che fare con la libertà. Informazione vuol dire sapere esattamente che cosa sta succedendo anche nella nostra regione, che come tutte le regioni del nord Italia è largamente infiltrata da mafia, camorra e 'ndrangheta. Concludo dandovi un paio di consigli sulle cose da leggere: Sciascia di sicuro, in particolare Il giorno della civetta, e poi un film, Indagine su un cittadino di sopra di ogni sospetto. Sono Gherardo Colombo e ho fatto il magistrato per oltre 33 anni, finché nel 2007 mi sono dimesso, e mi sono dimesso perché credo che sia importante, perché i cittadini osservino le regole, sia importante che le regole vengano capite. A proposito della prevenzione dei crimini organizzati e dei crimini mafiosi in particolare, vorrei raccontarvi quella che è stata la mia esperienza. Io mi sono occupato di mafia per la prima volta nel 1976 in un processo a Milano a carico del vertice, del top della mafia. C'era tra gli altri imputati anche il capo assoluto, si chiamava Luciano Liggio. Queste persone sono state processate, sono state condannate per alcuni reati, per altri poi saranno condannati in appello. Sono passati, quanti anni sono passati dal 1976? Sono 45 anni. La magistratura, le forze dell'ordine hanno operato nel campo della repressione continuamente contro la mafia esiste ancora. Allora, la domanda che mi sono fatto, ma reiteratamente nel corso della mia professione e poi dopo, è stata: ma è questa la strada per riuscire a fare in modo che la mafia sia estromessa, che la mafia non esista più nel contesto civile? E secondo me c'è bisogno di altro. E perché riusciamo a capirlo, vi racconterei una metafora. Vi dicevo, io mi sono dimesso nel 2007 perché mi sono sentito come un idraulico. Un idraulico che a un certo giorno viene chiamato a un signore, perché questo signore va in cucina, apre il rubinetto per fare il caffè, l'acqua non esce, chiama l'idraulico, mi aggiusti il rubinetto, questo arriva, lavora chissà quanto sul rubinetto, ma l'acqua non esce. Allora gli viene un'idea: ma non è che per far uscire l'acqua dal rubinetto io debba guardare qualche cosa che sta prima del rubinetto? Segue le tubature, arriva in cantina, e in cantina si trova davanti al rubinetto centrale. Ritira fuori i ferri, si rimette a lavorare, chissà quanto tempo lavora, ma alla fine torna in cucina, apre il rubinetto e l'acqua esce. Ecco, è come se io, lavorando nell'ambito della giustizia, facendo prima il giudice, poi il pubblico ministero, poi ancora il giudice, avessi lavorato sul rubinetto della cucina. Per quanto impegno ci si mettesse, l'acqua non arrivava. E allora mi sono chiesto: ma non è che bisogna guardare qualche cosa che sta prima dei palazzi di giustizia, dei tribunali, delle corti d'appello, dei giudici, i pubblici ministeri, gli avvocati, le sentenze, le condanne e le assoluzioni? Mi sono guardato in giro e ho trovato il rubinetto centrale.
che è la relazione che esiste tra le persone, tra noi e le regole. Se non le capiamo, se non ne capiamo il senso, se non ne capiamo il contenuto, se non riusciamo a distinguere tra le regole giuste e le regole ingiuste, hai voglia, e come facciamo a osservarle? Tutte le volte in cui ci sembra che non vadano bene, che non soddisfino i nostri interessi, non le seguiamo. È un po' quello che fa la mafia, no? La mafia proprio confligge con il senso della nostra Costituzione, che è la prima legge per noi. La mafia basa le sue relazioni sulla sopraffazione, che è il contrario di quel che dice la Costituzione, secondo la quale tutti noi siamo importanti tanto quanto gli altri. Insomma, nessuno può comandare gli altri, che debbono obbedire qualunque cosa gli venga comandato. Ecco, allora io credo che sia necessario, che sia indispensabile lavorare nel campo dell'educazione, educare a comprendere le regole, educare a osservare le regole perché si condividono e non perché vengono imposte. Vedete, da quel processo del 1976 sono passati, dicevo, 45 anni. Ma pensate come sarebbe diverso oggi il mondo, il nostro mondo, se questi 45 anni fossero stati impiegati anche per educare alla osservanza della nostra Costituzione. Io credo che molto stia lì. E quindi vi faccio un invito, guardatela la Costituzione, entrateci dentro, capitene lo spirito, il sistema, aiuterà molto a far sì che questo paese possa star meglio. Sono Fabio Caon e insegno didattica delle lingue e della comunicazione interculturale all'Università Ca' Foscari di Venezia. Il mio legame alla legalità e alla libertà nasce da un incontro con Gherardo Colombo nel 2015, quando vado ad assistere a una sua presentazione e parla di questa associazione sulle regole di cui faccio parte. L'associazione sulle regole nel 2017-18 mi affida il compito di creare un kit didattico, ossia di prendere delle parole chiave di Gherardo Colombo e di trasformarle in schede didattiche declinate per la scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, e adesso anche grazie alla legge 92 del 2019 sulla educazione civica alla scuola dell'infanzia. Il kit didattico, scaricabile gratuitamente nel sito sulle regole, è l'occasione per poter far sì che venga letta la regola e la legalità non come una costrizione, non come un dovere, ma come la possibilità che le cose si possano fare. Cioè la regola è la cornice che ci permette di poter agire nel mondo. Senza le regole noi non potremmo agire. Ecco, da questo cambio di prospettiva nasce questo legame con la libertà, quindi nel concepire regola come strumento per la libertà delle persone, e ovviamente la legalità è la cornice nella quale mi piace inserire tutto questo. C'è bisogno di legalità perché c'è bisogno di equità, c'è bisogno in questo momento storico di grandissime difficoltà, c'è bisogno di uno sforzo quotidiano, e c'è bisogno di uno sforzo quotidiano da parte di tutti, anche da parte dei bambini che possono nella loro quotidianità realizzare la società orizzontale e poter far sì che appunto si avvicini la dinamica tra Stato e cittadino, e che in questa dinamica di prossimità si riesca a condividere un ideale, che è quello appunto di una società rispettosa dei fondamenti costituzionali e in primis dell'articolo 3 della nostra Costituzione.
questo è il mio vissuto, il mio messaggio. Mi sento di consigliarvi due film. Il primo è Liberi di scegliere di Campiotti e il secondo è Uomini contro di Rosi, nel quale recita lo straordinario, davvero incommensurabile Gian Maria Volontè, che mi piace sempre ricordare, anche perché insomma sono stato vicepresidente dell'associazione Gian Maria Volontè di cinema, quindi mi sembrava doveroso un omaggio a questo attore straordinario e purtroppo davvero proprio dimenticato da molta critica e da molta gente. Quindi viva il cinema, viva Gian Maria Volontè, viva la legalità e la libertà. Sono Annalisa Bricchese, dottoranda in linguistica educativa al secondo anno presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, sul tema degli studenti analfabeti in lingua madre, cioè persone che non hanno mai avuto accesso alla lettura e alla scrittura perché non sono mai andate a scuola o lo sono andate molto poco. Questo tema è un tema di ricerca, per me è importante, ma anche un tema interessante per la mia vita di tutti i giorni, nel senso che è un mio interesse da parecchi anni, proprio perché il tema dell'alfabetizzazione e dell'analfabetismo, in questo caso della bassa scolarità, in realtà è strettamente collegato al tema della libertà individuale, perché in una società come la nostra, che è altamente testualizzata, dove la lettura e la scrittura sono pervasive della nostra realtà quotidiana in tutti gli ambiti, da quello familiare personale a quello sociale e più esterno al contesto familiare, ovviamente la mancanza dell'abilità di poter leggere e scrivere limita le libertà personali di poter comprendere in autonomia e di poter interagire in autonomia con una società che pone un'asticella davvero molto, molto in alto. E infatti l'UNESCO da anni promuove questa campagna di sensibilizzazione per accompagnare gli individui alla formazione, a una formazione permanente, all'alfabetizzazione, a partire proprio dall'alfabetizzazione di base per poi procedere nel percorso di studi proprio per evitare situazioni di marginalità sociale o di eccessiva vulnerabilità che possono poi portare a situazioni personali, familiari, sociali anche critiche. E quindi in questo senso il ruolo della scuola è un ruolo fondamentale, perché è al centro proprio di questa formazione permanente di cui abbiamo citato. E il ruolo dell'insegnante assume proprio una posizione di prevalenza. Proprio il kit didattico ha lo scopo di accompagnare i docenti, formare i docenti non solo ai contenuti della cittadinanza, ma anche attraverso un metodo di presentazione dei contenuti che ha l'obiettivo di formare cittadini attivi, cioè cittadini che vivranno in una società e devono essere in grado di leggerla nel senso proprio più ampio della parola. In questo senso, per concludere, io volevo consigliarvi due film che rispondono in maniera diversa a due articoli della nostra Costituzione, l'articolo 3, che parla proprio di pari dignità sociale e dell'essere uguali davanti alla legge, con il film Green Book. E l'altro articolo, che è l'articolo 34 della Costituzione, che parla invece di formazione permanente e di scuola, con il film The Fisherman Diary, che parla proprio di questa, è una storia vera, di questa bambina in una società maschile e lavoratrice, in cui alla donna non è dato accesso alla scuola e invece lei cerca di scardinare con il suo agire questa regola e di fondare appunto una regola nuova che includa le donne nella scuola. E con questo consiglio di film vi saluto e vi ringrazio. Il concetto di legalità contiene molti contenuti e molte sfaccettature. La legalità è soprattutto libertà, e la libertà è un bene inestimabile che bisogna difendere a tutti i costi, basta poco per perdere. Ecco, quello che io posso dire alla luce dei tanti anni di esperienza come giudice minorile, che bisogna vivere nel solco della legalità, perché la devianza provoca sofferenza. Io so
che la criminalità organizzata, alcuni modelli e miti criminali affascinano i ragazzi, ma io quello che posso dire alla luce di tanti anni di giustizia minorile è che la devianza non conviene. E allora bisogna informarsi, studiare, guardare quello che accade attorno, studiare la criminalità organizzata e gli effetti che provoca nella vita di tutti noi, e io credo che in ogni scuola bisognerebbe far entrare questo tema nei processi di educazione alla legalità. Come informarsi? Allora, una pietra miliare, credo che sia il libro di Giovanni Falcone, Questo di Cosa Nostra, scritto assieme alla giornalista francese Marcel Padovani, e io credo che sia veramente molto molto importante leggere queste pagine scritte da un faro della legalità. Per quel che riguarda anche i film, possono avere dei contenuti molto importanti e possono toccare le corde emotive dei ragazzi. Io ne indicherei uno in particolare che a me è piaciuto molto, ed è I 100 passi di Marco Tullio Giordana, con sceneggiatura di Monica Zappelli, ed è la storia di Peppino Impastato, un ragazzo proveniente da un contesto mafioso che si è ribellato a quella cultura e anche a quelle che sono anche quella che è una cultura familiare. Io credo che la lettura di queste pagine e la visione di questo film possono essere degli strumenti di educazione alla legalità molto molto importanti. Mi chiamo Marco Vanelli, sono un critico cinematografico e anche un docente di lettere in una scuola media della Lucchesia. In qualità di insegnante mi trovo tutti i giorni a dover avere a che fare con l'educazione alla legalità, sia quando la si affronta nella materia più specifica che è l'educazione civica, ma anche attraverso le altre discipline che spesso hanno a che fare con questi aspetti. Comunque, ciò che più conta di fronte ai ragazzi è soprattutto la credibilità dell'insegnante, perché si ha a che fare, ripeto, quotidianamente con questioni che attengono all'aspetto della legalità, a partire anche dal fatto che, come insegnante, occupandomi di cinema, uso il cinema come mezzo educativo, come strumento didattico. Per i ragazzi, per esempio, è normalissimo vedere i film attraverso la pratica dello scaricarli illegalmente da internet. Non passa loro per la testa proprio che questa cosa possa anche non essere corretta. Molti di loro non sono mai andati al cinema in vita loro proprio perché sono abituati già in famiglia a scaricare i film. Quindi anche in questo senso far vedere che invece esiste un'altra pratica, che si possono acquistare regolarmente e legalmente i film e non sono un bene, come dire, disponibile così magicamente sulla rete, è già un modo diverso di approcciarsi alla questione. Inoltre il cinema permette anche di offrire dei temi legati alla legalità attraverso tanti film. I titoli potrebbero essere infiniti, ma che spesso poi diventano un po' troppo lunghi per i tempi scolastici, che hanno sempre un'ora come base e dentro la quale dobbiamo frammentare magari film che richiederebbero invece più tempo per essere visti. Quindi in questo senso mi sento anche di consigliare la scelta di cortometraggi che affrontano appunto in breve, con lo stile di una parabola, temi che hanno a che fare appunto con il rispetto dell'essere umano, il rispetto delle regole, la convivenza civile. Mi vengono in mente soprattutto i film di Abbas Kiarostami, soprattutto i primi, che sono dei cortometraggi educativi particolarmente efficaci. Dobbiamo ricordare che il cinema iraniano è degno erede del cinema italiano neorealista, e quindi c'è alla base lo stesso tipo di sentimento umanistico
di rispetto per l'uomo, di rispetto per la collettività, ma anche i cortometraggi africani che si trovano appunto in DVD e che possono essere acquistati tramite il COE, il Centro Orientamento Educativo, e il CINIT, Cineforum Italiano, che ogni anno scelgono 3-4 cortometraggi che provengono dalle cinematografie africane e che spesso sono legati proprio alla questione dei diritti umani, del rispetto, e sono un modo per far conoscere anche altre cinematografie che in pochi minuti riescono a essere estremamente efficaci e rimanere un po' come delle parabole che dal punto di vista didattico risultano molto efficienti, molto utili per l'attività dei docenti. Libertà e legalità, due parole, due macigni, due parole importantissime. Beh, la libertà è quello che caratterizza il nostro essere umani. E senza libertà, cioè senza realizzare la nostra libertà, non siamo nulla. Ecco, la libertà è un grande diritto che noi abbiamo di essere liberi, ma è anche il nostro dovere. Cioè io penso che ognuno di noi ha il dovere e il diritto di realizzare la scintilla unica, personale che ha dentro di sé. Questo è quello. Ogni uomo è diverso, ogni ragazzo, ogni persona è diversa e ognuno all'inizio della propria vita deve, all'età adolescenziale, così connettersi con questa sua particolarità, aiutato dai maestri, dai professori, dai genitori, la sua unicità e cercare di realizzarla contro tutto, contro tutti. Ecco, solo questo è importante nella vita, credo. Realizzare, esercitare la propria libertà. Oggi siamo tutti dei grandi pecoroni, purtroppo, no? I media, le televisioni, i social network ci bombardano. Lo so che l'avete già sentito 1000 volte, ma è profondamente vero, siamo ottenebrati dai bombardamenti mediatici che ci arrivano e per cui dopo un po' diamo per scontato, crediamo qualsiasi cosa ci viene detta. Io penso che ognuno di noi ha il diritto e il dovere di scoprire la propria verità. I grandi uomini che hanno fatto la storia, che hanno cambiato l'evoluzione umana, sono tutte persone che si sono connessi soprattutto e hanno esercitato la libertà di essere quello che loro pensavano giusto e quindi sono andati contro a quello che la scienza diceva in quell'epoca, a quello che i potenti dicevano in quell'epoca, a quelli che erano i luoghi comuni e l'uomo è andato avanti soltanto così è andato avanti l'uomo. E la legalità, noi in Italia abbiamo la Costituzione più bella del mondo, è incredibile e oggi viviamo in una situazione di illegalità, non ce lo dicono anche questo, ma io mi auguro che voi, i vostri insegnanti, vi facciano leggere la Costituzione. Oggi il mondo neoliberista tradisce costantemente ogni giorno una Costituzione italiana che dice che tutti gli uomini hanno gli stessi diritti sociali ed economici, parla di collaborazione. Oggi siamo in un mondo dove vince il più forte, dove il più forte ogni giorno schiaccia di più il più debole. I ricchi sono sempre più ricchi, non li tassiamo neanche, pagano delle tasse ridicole e i poveri sono sempre più poveri. Questo è anticostituzionale. La Costituzione italiana è stupenda, parla molto anche delle libertà, ma non solo della libertà intesa nel senso così generale, ma proprio delle libertà individuali, della libertà spirituale, della libertà appunto di realizzare a livello artistico, spirituale, sociale quello che noi siamo. Leggete la Costituzione e cercate di capire concretamente quanto oggi sia tradita e cosa possiamo fare per cambiare le cose. I film che io vi invito a vedere sono un po' particolari, li ho buttati giù un attimo fa. Uno è Into the Wild, che è un film di Sean Penn, che mi è piaciuto moltissimo, che racconta la storia di un ragazzo che prova fino all'estremo a seguire la libertà, no? Non dico niente, è un film stupendo, ma penso a Gandhi,
riguardate questo film bellissimo, la storia vera di Mahatma Gandhi, di questo piccolo uomo mezzo nudo che ha fermato il più grande impero dell'epoca, che era l'impero inglese, e forse l'unico stato coloniale che ha avuto la libertà e l'indipendenza prima degli altri, senza la violenza. E poi Francesco d'Assisi, il film di Zeffirelli, vi sorprenderà, ma anche questo è un grande film sulla libertà, perché Francesco è un personaggio rivoluzionario, è un uomo che a un certo punto, un giovane uomo che decide di seguire il suo essere, il suo sentire, e crea scandalo sia in casa propria, in famiglia, col padre, tutti, sia nella chiesa. E Quasi Amici è un film bellissimo che forse avete visto, riguardatelo perché fa molto ridere, è molto divertente, ma guardatelo come un film sulla libertà. E abbiamo due personaggi protagonisti principali, e uno appunto è legato perché è paralizzato, ma è legato anche a livello mentale perché segue i luoghi comuni, segue un po' il buonsenso, e quell'altro apparentemente è un mezzo disperatello, il nero simpatico, ma è uno che invece si è connesso col suo essere, con la sua essere libero, e la libertà è contagiosa. E infatti godetevi questa bellissima storia. E un altro, vi consiglio un mio film, oltre a, avete già visto, Liberi di scegliere, e invece il Maestro Manzi, si chiama Non è mai troppo tardi, è la storia vera, lo dico non perché l'ho fatto io, ma perché è un bellissimo film, perché è una bellissima storia di questo uomo che negli anni 60 e 70 ha inventato questo programma televisivo e ha insegnato agli italiani, e prima ai bambini in carcere e poi agli italiani analfabeti in televisione, ha insegnato qualcosa di molto profondo, molto importante. E anche lui l'ha fatto a modo suo, ha avuto un successo enorme perché invece che seguire le regole generali ha seguito le regole personali, profonde, che sono in ognuno di noi, ma che sono le regole dell'universo. Se veramente ci connettiamo in qualcosa di profondo, riscopriremo le grandi leggi dell'uomo che in tutte le parti del mondo, in tutte le religioni, in tutte le culture sono quelle principali, che oggi sono dimenticate. Sono Maria Voltolina, presidente dell'organizzazione di volontariato penitenziario Il Granello di Senape di Venezia. Mi è stato chiesto di parlare di carcere e legalità e sembrerebbe che il discorso fosse semplicissimo. In carcere ci sono delle persone che sono state condannate per aver infranto la legge, aver infranto il patto di legalità, o persone che sono in attesa di essere giudicate per un presunto reato. Ma non è solo questo, la legalità in carcere non significa solo questo. I detenuti devono seguire un percorso di rieducazione, di rivisitazione dei loro comportamenti per poter uscire dal carcere diversi e in grado di vivere nella società nel rispetto delle leggi. E quindi ritrovare anche un loro mondo, gli affetti familiari, il loro lavoro. Dall'altra parte però l'amministrazione penitenziaria deve metterli in condizione di ottenere tutto questo. Ed è qui che anche l'amministrazione penitenziaria infrange la legge. La infrange nel momento in cui non assicura, per esempio, il diritto alla salute dei detenuti, non assicura gli spazi vitali, quando le celle sono troppo piccole o c'è un numero di detenuti superiore al tollerabile. In questo senso l'Unione Europea ci ha inflitto delle pesanti multe proprio perché non rispettavamo questi parametri. Dall'altra parte ci sono anche altri diritti, il diritto per esempio al trattamento sanitario. Penso a dei detenuti o delle detenute che hanno problemi psichiatrici o che hanno problemi forti, pesanti di tossicodipendenza, che non si può curare soltanto con alcuni farmaci, ma con un trattamento che non viene realizzato. Questo è contrario alla legge che istituisce
il carcere, contrario anche soprattutto all'articolo 27 della Costituzione, che prevede proprio delle pene che tendano alla rieducazione del condannato. Mi si chiede anche di consigliare un film. Io consiglio Aria ferma, film che è stato di quest'anno, che è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e che vede soprattutto 3 grandi attori: Servillo, Orlando, che sono 2 grandi attori sempre, ma poi c'è anche Salvatore Striano, che è un esempio di che cosa si può fare in carcere. Attraverso il teatro, attraverso la cultura, è riuscito proprio a ricostruirsi, a diventare un altro uomo dopo ben 15 anni di carcere. Aria ferma è ferma per i detenuti ed è ferma per gli agenti, ed è un film davvero bellissimo.